Il difensore del camionista tedesco, attualmente detenuto nel carcere di Vicenza, ritenuto responsabile per aver travolto e ucciso con il suo tir il campione di ciclismo Davide Rebellin ed essersi poi dato alla fuga, ha presentato formale richiesta di patteggiamento per il proprio assistito. Di conseguenza, il giudice del Tribunale Berico ha revocato l'udienza avanti al giudice monocratico della sezione penale, dinanzi al quale aveva disposto il giudizio immediato dell'imputato, fissandone un'altra per il 7 dicembre, dove sarà valutata l'ammissibilità dell'istanza e la congruità della pena proposta, che sarebbe di 3 anni. Si sarebbe partiti da una base di 6 anni e mezzo, poi via via ridotti per gli sconti previsti dalla scelta del rito alternativo e da altri elementi, quali l'avvenuto risarcimento dei familiari della vittima. I congiunti del campione di ciclismo, assistiti per l'iter risarcitorio da Studio 3A Valore SPA e per la parte penale dall'avvocato Davide Picco, hanno preso atto della richiesta, ma ribadiscono tutta la loro contrarietà, auspicando, si legge in una nota, che la richiesta di patteggiamento possa essere rigettata.